Ed eccoci l'appuntamento del martedì, sempre con il Sindaco Risponde. Vi ricordo sempre i numeri per interagire con noi in modo che li memorizzate e li imparate a memoria. 049 80 77753 le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi, Sindaco Risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana se avete delle richieste da fare al Sindaco, e siamo anche sulla pagina Facebook di AI Report, e in quella piattaforma potete scrivere i messaggi e l'Elisabetta o Dennis ve li leggerà. Andiamo con i 4 messaggi, Dennis, rapidamente. Il primo, via. Buonasera Vice Sindaco, volevo avere un approfondimento sugli interventi previsti in Piazza Mazzini, quando sarà riaperto il Parco della Rotonda e come saranno collegate col Parco delle Mura e i Bastioni. Ancora complimenti per questi anni di amministrazione. Allora, Piazza Mazzini, lo dicevo prima, tra poche settimane partono i lavori e quindi lì sistemeremo la piazza. Sarà un intervento che sistema la pavimentazione, sostituendo il ghiaino con una pavimentazione più confortevole. Verrà migliorata l'illuminazione a LED più potente, riorganizzati i giardini e anche l'area pedonale risagomata. Per quanto riguarda i giardini della Rotonda, è ultimato il restauro della parte, come dire, monumentale, e adesso sono al lavoro invece sta iniziando il cantiere per la parte di verde, che ho capito dal settore, che non è il mio, però abbiamo avuto un incontro di recente, che verso settembre-ottobre dovrebbero terminare anche quei lavori lì, e quindi sarà riutilizzabile. Lì abbiamo aperto in zona, lo voglio dire, il Bastione Moro II, un'altra perla simile al Giardino della Rotonda. Quelli che sono il messaggio secondo. Ho visto con piacere che è stata creata una corsia ciclabile in via Falloppio che non costringe più i ciclisti alla deviazione per via Eufemia con un terribile fondo ciottolato. Grazie, da un ciclista. Questo è un intervento molto importante. Stiamo realizzando in queste settimane tanti interventi sulla ciclabilità, sia con l'infrastruttura, cioè allargando marciapiedi per creare sede ciclabile e sede propria, e anche dove non riusciamo con la segnaletica a creare un margine stradale per le biciclette. Se posso un attimo approfondire, questo è un tema importante. No, poco tempo. Pochissimo. Comunque, dove non c'è lo spazio per fare una ciclabile, il codice della strada ci consente di fare le bike lane, quelle a cui si riferiva il signore. Dentro la corsia, dove cammina anche l'auto, segnare un tratteggio, dove la segnaletica stradale dice: attenzione, su questo lato ci sono le biciclette. In via Falloppio l'ascoltatore parla proprio di questo provvedimento. Abbiamo segnato sabato mattina in quella strada lì, ed è uno spazio sicuro che la gente apprezza, e mi fa piacere che sia emerso. In poco tempo se l'è preso tutto. Terzo messaggio. Come mai la via dove abito, via Ruspoli, che mi è stato detto dalla segreteria del sindaco, che non risulta come gestita dal comune ma da RFI, illuminazione, taglio cigli stradali e raccolta differenziata vengono effettuati dal comune, ma la sistemazione dell'asfalto non volete farla? L'unica cosa che è di RFI sono le pompe del sottopasso. La zona è Porta Trento. Allora, posso verificare se la zona... Allora ho capito forse di quale zona parliamo, perché l'illuminazione comunque arriva, la possiamo far arrivare anche nelle parti private, soprattutto dove c'è un passaggio pubblico. La raccolta differenziata la si fa perché è un servizio che come dire, corrisponde alle abitazioni, e non possiamo asfaltare strade che non sono le nostre. Significherebbe, non è un dispetto che vogliamo fare al cittadino, ma significherebbe spendere denaro pubblico in un'area privata. Non è che il comune non vuole tirare fuori i soldi del sindaco o dell'assessore, i soldi che noi abbiamo a disposizione sono i soldi dei cittadini e possiamo spenderli solo nella parte pubblica. Ci sono controlli, la Corte dei Conti supervisiona il fatto che il comune o l'ente pubblico non spenda risorse pubbliche sulle aree private. Si possono però trovare accordi successivi, cioè accordi diversi, e quindi il comune può acquisire, ma se è un'area di competenza di RFI è molto difficile, perché poi significa che è un'area anche di in qualche modo manovra o manutenzione o gestione di una parte ferroviaria. Quarto messaggio, l'ultimo credo di questa serie, anche perché sarà l'ultima che manderemo in onda. Prego Dennis.
Buonasera vice sindaco, come mai le potature degli alberi lungo le strade sono solo spuntature? Via Volturno, alberi appena spuntati che raggiungono il cielo e al primo temporale cade tutto in strada. Ora non voglio fare l'agronomo, però la potatura dell'albero va fatta con attenzione nel rispetto dell'albero. Una potatura eccessiva rischia di compromettere anche la salute e la stabilità dell'albero, quindi diventa non solo un problema per l'albero ma anche un problema di sicurezza, soprattutto se parliamo di alberi stradali bisogna fare molta attenzione. Per questo i tecnici agronomi diciamo, dosano le potature in base anche alla condizione di salute dell'albero stesso. Prima è emerso una cosa importante: stiamo piantando tanti alberi, perché una città si mantiene anche un verde in salute se le operazioni di impianto, come dire, proseguono. Ecco, questa è un'altra direzione che è utile sottolineare. Allora, Dennis o Elisabetta, io dovrei chiudere. Avete altri messaggi, magari rapidi da leggere? Abbiamo una telefonata. Allora facciamo la telefonata all'ultima, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Riprovo. Pronto? Dennis c'è? C'è. Sento che c'è. Pronto, riproviamo con calma perché è l'ultima, altrimenti non possiamo passarla. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Niente da fare, non c'è verso con questa telefonata. C'è sempre, vero? Chiedo Sì. C'è sempre. Ritentiamo. Pronto, buonasera. Si chiama Luigi. Luigi, c'è Luigi? Buonasera, sì, buonasera. Ecco, prego Luigi, da dove chiama? Da via 40, io Domenico 40. Siamo a Mortise, sì. Mortise, prego Luigi, prego. Avrei bisogno di parlare con il sindaco, vice sindaco. C'è il vice sindaco? Eccomi qua. Eccolo lei quadrato. Nella superstrada 308 del Santo, la superstrada che passa sopra le teste nostre. Si può mettere le barriere con assorbenti? Perfetto Luigi, grazie, le risponde subito il vice sindaco. Via Domenico Michalizzi. 40 conosco bene, è una laterale di via Ippodromo tra Mortise e Ponte di Brenta. Loro sono in un triangolo pazzesco tra superstrada e ferrovia, e quindi è una situazione davvero molto, molto difficile. Sono strade di proprietà di altri enti, e quindi vale il discorso che facevo prima. Bisogna, come dire, che i gestori di quei tratti lì facciano l'investimento di cui si parlava. A posto, arrivano anche messaggi che qui non dico. Va bene, sì. Pure a me stanno arrivando. Ho arrivato messaggi per chiedere una cosa, gli chiederò la prossima settimana perché è anche impegnativa. Vabbè, siamo in chiusura, vi ricordo i numeri per interagire con noi o per prenotare anche l'email per mandare delle richieste al sindaco, e le telefonate 049 80 77753, i messaggi 345 334 1171. Per mandare invece le richieste, mandate sull'email, il sindaco risponde @gruppo tv7.com, fate tutte le richieste che riterrete opportune, e poi noi al martedì sera in questa trasmissione il sindaco risponde, che va in onda dalle 19:30 alle 20:25, cercheremo di soddisfare tutte le esigenze dei cittadini padovani. Grazie vice sindaco Andrea Michalizzi, è stato con noi. Grazie a voi e saluto tutti quelli che sono intervenuti. Bene, anche noi li salutiamo e vi ricordo invece l'appuntamento con l'informazione di TV7, tra poco ci sarà il telegiornale, seguitelo perché ci sono notizie molto importanti. Buona serata.